Bentrovati dal Comunale d'Agostin, siamo alla terza giornata del campionato, terza giornata d'andata del campionato di eccellenza regionale, girone B, terza giornata vi dicevo con le due squadre che fanno l'ingresso in campo proprio in questo momento agli ordini del signor Luca Meta della sezione di Vicenza, che sarà coadiuvato da Paolo Fiorese della sezione di Bassano del Grappa e da Jacopo Conte della sezione di Treviso. Applausi per le due squadre in campo che si riaffrontano dopo la coppa di mercoledì sera, e allora vediamo che cosa cambierà. Poi vi racconteremo anche quello che è successo mercoledì sera nel turno infrasettimanale appunto di coppa. Union San Giorgio Sedico che schiera questo 11: Della Colletta, Vallata, Malacarne, Dacier, Loat, Chitolina Pradebon, Pilotti, Scroccaro, Betz, Raddrezza e Marcolin. In panchina Bruno Gava porta con sé Gasparello, Decol, Lazzarin, Vogli, Doriguzzi, Moretti, Salvador, Brustolon ed Herrera Ramiro, classe 2000. L'età media è di 22,60, una età media che supera quella dell'Eclisse, che è di 20,90, nemmeno 21 quindi. Eclisse schierata dal tecnico Della Bella con Sartorello, Meneghello, Damuzzo, Scarabella, Francescon Tibolla, Zanetti, Nicoletti, Ianco, De Faveri, Frezza. In panchina con Della Bella troviamo Peterle, Moretti, Segat, Busetti, Frezza, Canzian, Selmani, Favero e De Zotti Stefano. Cambia parecchio per quanto riguarda la formazione, una formazione che aveva subito un ricco turnover mercoledì sera nel turno di Coppa. D'altra parte l'Union San Giorgio aveva giocato quasi con la formazione titolare cercando il passaggio in Coppa, poi ottenuto vincendo 2-1. Parte la gara intanto al Comunale d'Agostin, vi dicevo, mentre la formazione di casa aveva optato per un nutrito turnover, lasciando fuori parecchi giocatori che oggi sono invece in campo. Rimangono in panchina dei cosiddetti titolari Riccardo Moretti, ancora falcidiato da un fastidioso problema al ginocchio destro, mi pare, problemi per lui, però è in panchina anche Nicola Canzian, che durante il turno di Coppa ha tornato a calcare il campo del D'Agostin dopo l'infortunio della passata stagione. Bene, quindi prestiamoci a vedere una partita che sarà, ci auguriamo, naturalmente diversa, insomma, rispetto a quella che abbiamo visto in Coppa, e non soltanto per il risultato. Insomma, diciamo pure che il San Giorgio Sedico è una squadra allestita ormai da un paio d'anni, allestita decisamente per tentare il salto di categoria. C'è il primo calcio d'angolo intanto per la formazione dell'Union San Giorgio Sedico, che sposta in avanti subito il baricentro per cercare di far capire che vuole il risultato pieno anche quest'oggi. Dalla bandierina il San Giorgio Sedico alla battuta, il colpo di testa tentato, attenzione, con il numero 10 che era Raddrezza, che ha sfiorato la palla arrivata sui piedi di Chitolina Pradebon, ha tentato di battere al volo, ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi una posizione sporca di Chitolina. Nulla da fare, però primo tremore per Sartorello, che ritorna tra i pali. Mercoledì avevano giocato sia Peterle che Armellini, due portieri che accompagnano appunto la copertura in quel ruolo dell'Eclisse Carini Pivigina. Perde ancora palla l'Eclisse, attenzione a Betz che va al tiro immediato, bravo, il primo tiro della partita scocca al secondo minuto di gioco, con Betz che dalla destra lascia partire un sinistro, un destro sicuramente, per impegnare Sartorello in angolo. Quindi primo, l'arbitro fischia, c'è qualcosa da richiamare in mezzo all'area, un trenino o pseudo trenino fatto dai giocatori dei giocatori del San Giorgio Sedico. L'arbitro non ci vede chiaro ancora, vuole che si allontanino, qui fischierà qualche cosa se succederà qualcosa all'interno dell'area, il classico fallo di confusione, diciamo così. Non c'è stato bisogno, esce
esce Tibolla, ma si complica la vita con il tocco di testa, che si è allungata la palla sulla linea laterale, poi non è riuscito a rinviarla bene. Ancora in gioco con la palla alzata, Betz la spizza dietro, ancora cerca di uscire ma è in difficoltà ad uscire dalla propria area di rigore la formazione dell'Eclisse, con Sartorello che cerca di mettere ordine, chiama la palla a gran voce, la fa sua e allora aspetta per servire Tibolla. Ecco Tibolla che alza la testa, va incontro Betz, gli fa perdere la concentrazione, difficoltà nettissima dell'Eclisse, che è in difficoltà prima con Scarabel, poi con Tibolla stesso in difficoltà, e vedete prende palla ancora una volta la formazione di Bruno Gava, il San Giorgio Sedico che punta sulla fascia con Malacarne mette dentro, il tentativo di arrivarci di Betz è anticipato da Tibolla, palla fuori ma non c'è l'Eclisse, sta soffrendo questa partenza a razzo del San Giorgio. Cerca di girarsi bene, ancora Pilotti, 1-2, bella questa palla, attenzione, pericolo per la formazione di casa con Radrezza che ancora in mezzo all'area non trova nulla di meglio che appoggiare palla dove non c'era nessuno dei giocatori. Si parlano Radrezza e Betz, ma è paura ancora e timore per la formazione della Libera. Della Bella, scusatemi, che ancora non si è alzato dalla panchina, è rimasto seduto anche Bruno Gava sulla panchina opposta, quindi tranquillità, insomma, anche se freno a mano tirato per la formazione di casa, invece acceleratore a 1000 per la formazione ospite che è subito partita in avanti. Lancio lungo di Sartorello per cercare Nicoletti, che non trova la palla, però trova la possibilità di far viaggiare i suoi con Ianco che mette dentro, sfiorata soltanto la palla, riparte la formazione del San Giorgio con Malacarne che cerca di pescare Radrezza prima e Betz poi, nessuno dei due conquista palla. Meneghello, ancora lui, Meneghello che va sulle fasce con Zanetti che cercava di pescare per Frezza, nulla da fare, riparte la compagine ospite, contratta molto bene dal tentativo di giocare e di pressare alto da parte della compagine di casa. Radrezza non ce la fa, palla però termina sua, l'ha toccata qualcuno evidentemente, perché Radrezza è solo lasciata rimbalzare, poi probabilmente o Meneghello oppure di partenza era stata già toccata da un giocatore di casa, e la palla e la rimessa in gioco è per la formazione del San Giorgio Sedico. Meneghello commette fallo in uscita tentando il colpo di testa sul gigante Betz, due bei fisici tra Meneghello e Betz va a posizionarsi in mezzo all'area, in mezzo a due piccoletti, diciamo così, con Francescon e Damuzzo. Guardate, devono stare attenti anche oltre che alla intelligenza tattica di Betz, anche alla sua capacità di colpire di testa. Non riesce a ripartire l'Eclisse, ci riprova Pilotti lanciando Radrezza che riesce ad arrivare, ancora Pilotti sulla fascia di competenza, ancora mette dentro il pallone che però non arriva in mezzo per uno dei suoi, può ripartire Pieve ma si ferma all'altezza della metà campo. Non abbiamo passato la metà campo con palla al piede, soltanto con i lanci lunghi, e allora bisogna provare a riconquistarla lì, tenerla. Adesso provare a giocare con Scarabel che alza la testa, Zanetti anche lui alza la testa, però null'altro che, attenzione per Della Colletta che rilancia lungo sul press importato di Frezza. C'è un fallo forse da parte di Damuzzo, in effetti l'arbitro prima vede se il rinvio del giocatore del San Giorgio andava a compimento, visto che l'aveva preso un giocatore di casa, ha fischiato il fallo, si riprende con un calcio di punizione. È un momento decisamente favorevole alla formazione ospite, ancora Radrezza per Malacarne, esce Meneghello in scivolata, bene Meneghello, attenzione a questo intervento di Radrezza che va con piede a martello su Zanette, fischia e mugugna il popolo di casa
Eclisse. In effetti fallo, i due scambiano il 5, nessun problema per Zanetti che si è alzato. Raddrezza cercava di riprendersi questa palla, un tentativo di 1-2 non riuscito, era andato in scivolata colpendo con piede a martello appunto Zanetti. Sartorello, rinvio lungo per Sartorello a cercare Janko, il colpo di testa ma agisce quasi da difensore Janko, la palla torna in effetti alla formazione del San Giorgio che la manovra con Marcolin sulla fascia destra del campo. Marcolin che torna indietro, trova un compagno libero, vediamo se può sventagliare Scroccaro, invece attende. Scroccaro giudicato da molti uno dei più interessanti classe 98 che c'è in giro, giocatore che si fa sentire lì in mezzo, un trottolino, lancio buttato lì da Malacarne, se ne disinteressa giustamente sia Raddrezza sia Betz perché erano in fuorigioco. Ancora Janko che va a colpire il difensore, era Chitolina, si è appoggiato un po'. L'arbitro lascia correre perché la palla è del San Giorgio. Malacarne ancora cercando Raddrezza che non lo trova, e allora Nicoletti, palla che adesso viene giocata con più insistenza dalla formazione di casa, che può uscire adesso con Janko. Janko, attenzione, bravo Janko a conquistare questa palla, la mette dentro, interessante questo pallone, ancora fuori Zanetti, va al tiro, viene bloccato dal numero 6 Chitolina, azione che però non finisce qui con il tiro al 9° minuto di gioco, un'azione che non è andata a buon fine per la formazione di casa dell'Eclisse. 3 sono stati, allora prima Janko, poi Zanetti e poi Frezza hanno tirato verso il portiere, niente da fare per quanto riguarda il gol, o quantomeno impegnare il portiere del San Giorgio Sedico, che se l'è cavata molto bene. Ha provato quantomeno ad uscire dal proprio guscio la formazione di casa. Finalmente Scroccaro, subito bello questo lancio, viene in avanti ancora cercando di entrare la formazione del San Giorgio, bloccato a metà campo, cerca di uscire, è buona la palla, Meneghello forse si aiuta con le mani, l'arbitro non vede su Malacarne, può uscire Zanetti, palla al piede, adesso può ripartire, lo lascia andare Raddrezza, Nicoletti in mezzo, il capitano dalla parte opposta per Frezza deve metterla a terra e puntare l'uomo, vediamo 1-2, poi non trova palla e trova subito l'avversario mettendo anche fallo su Vallata, aveva avuto qualche difficoltà nello stoppare questo pallone che era stato ben calibrato da Nicoletti dalla parte opposta, da Zanetti anzi dalla parte opposta, poi si era inciampato e nulla da fare, non è riuscito più a giocarlo questo pallone che è stato conquistato dalla formazione ospite. Tassier verticalizza bene, va giù Betz, ma l'arbitro dice che non c'è stato niente tra lui e Tibolla passa a fianco come se il caso non fosse suo, giustamente lascia andare, si arrabbia Della Bella davanti alla propria panchina, ce l'aveva con un suo uomo. Sartorello, il rinvio lungo oltre la metà campo a cercare e a trovare Nicoletti, che può soltanto guardare dove finisce la palla che invece va su Chitolina che la mette fuori, la allontana anche. Janko se la prende con l'arbitro, con il guardialine, si arrabbia con lui perché dice guarda che l'ha toccata lui, ma il guardialine non è di questo avviso. Betz di petto cerca di tenerla, Nicoletti prima di lui, Zanetti cerca di andarsene girandosi molto bene elegantemente, il fallo di Malacarne davanti alla panchina del San Giorgio Sedico con Bruno Gava che apre le mani e le braccia come dire, bah, non c'era nulla in questo fallo, invece è fallo per la formazione di casa. Scarabel si era avvicinato De Faveri, ha preferito andare dalla parte opposta. Frezza cerca un'imbucata, però Janko era in mezzo al campo, Zanetti dalla parte opposta, non si sono capiti. Palla sprecata, palla ancora tra i piedi della linea difensiva della formazione ospite, sventagliata in avanti ancora di Dassier, cercando
cercando Marcolin, anticipato, fermato, si riparte ancora, Marcolin per Pilotti. Pilotti schierato oggi con il numero 7, mercoledì aveva il numero 11 sulla maglia, più o meno la stessa posizione. L'arbitro con l'ausilio del guardialinee dice che è il calcio d'angolo numero 2 per la formazione dell'Union San Giorgio Sedico, che ha iniziato questi 13 minuti di gioco con il piede sull'acceleratore, sempre avanti, poche le azioni capitate sui piedi degli attaccanti di casa. Ancora Scroccaro, lo guarda, prova a puntare l'uomo, De Faveri cerca di controllarlo, riesce in un primo momento, poi Scroccaro viene dentro, guadagna un terzo calcio d'angolo. La formazione in maglia rossa del San Giorgio Sedico va alla battuta con Marcolin, Agostino Marcolin, classe 95 per la compagine di Bruno Gava. Formazione creata, costruita anche quest'anno con l'intento di fare bene, una palla che nessuno tocca, nessuno sfiora, palla che termina dentro, ma vedete l'Eclisse non riesce a ripartire dalla propria linea di metacampo, ancora grosse difficoltà. Zanetti con il colpo di testa indietro, attenzione Nicoletti, c'è Radrezza che torna indietro, dà una mano ai suoi, palla però che viene persa da Janko, palla che rimane ancora, si arrabbia anche Bruno Gava con Scroccaro mi pare, perché aveva mollato l'attenzione del suo uomo. Va Dacier, ancora la sventagliata di Dacier, cercando Marcolini, attenzione, riesce in qualche maniera a metterla dentro per Pilotti, poi c'è stato una caduta, come fosse stato spinto Scarabel, l'arbitro era vicinissimo, ha lasciato correre, nessun problema. Tibolla appoggia su Meneghello, indietro per Nicoletti, Tibolla, Nicoletti, il capitano alza la testa, non vede nessuno dei suoi però muoversi. Vedete che la manovra è piuttosto lenta perché il San Giorgio ha chiuso ogni varco. Chiaro anche che non ci sono né da una parte né dall'altra, né da parte di Meneghello né da parte di Damuzzo, la solita spinta sulle fasce, quindi ci troviamo poi sempre in ritardo rispetto alle altre squadre che affrontiamo, perché proviamo a partire senza l'aiuto delle fasce laterali. Vedete, anche in questo caso non c'è nessuno sulla fascia destra e nemmeno sinistra, devono giocare i 4 davanti, però è chiusa. E in effetti, giustamente, ha ragione Zanetti ad arrabbiarsi, perché nessuno lo aveva appoggiato sulle due fasce, sulla fascia sua di competenza destra in questo caso non c'era assolutamente nessuno, e quindi si riparte con adesso un errore da parte del San Giorgio, da parte di Radrezza. Meneghello che prova a puntare l'uomo, 3 su di lui in appoggio difensivo, palla che rimbalza, è stato anche sfortunato Meneghello, rimbalza sui suoi piedi, palla che termina fuori al 16° minuto di gioco. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma è un predominio totale, possiamo dire, della compagine di Bruno Gava, che adesso alza la voce dalla panchina per farsi sentire dai suoi. C'è qualcosa che non gli piace, diciamo che ha tenuto in mano il bandolo della matassa fino adesso, probabilmente qualcosa non gli piace in mezzo al campo con la posizione di Scroccaro e di Dacier, e li ha richiamati un paio di volte. Vedete, anche adesso manca l'appoggio in mezzo, allora può ripartire l'Eclisse con Zanetti che cerca sempre l'uomo, ma è troppo distante Meneghello, non dà l'aiuto a metà campo. Non lo fa nemmeno Damuzzo, che costringe De Faveri ad andare indietro. Damuzzo per Janko che prova a tenerla la palla, deve fare reparto da solo. Bravo Janko che la tiene ancora. Adesso viene in avanti con il tentativo di andare al tiro da subito di Zanetti. Palla che coccia contro Scroccaro e nulla da fare, arriva senza problemi tra le braccia di Della Colletta, che rimette in gioco la formazione del San Giorgio Sedico con Malacarne, che affida la ripartenza al numero
numero 4 Dassier, che abbiamo visto sventagliare e verticalizzare in più di un'occasione, ma ancora si alza Bruno Gava dalla panchina e vuole una velocità maggiore sicuramente di partenza per quanto riguarda i suoi, soprattutto quando si riparte da centrocampo. Pilotti attende, bella questa palla di Pilotti, su Marcolin, una bella palla che viene però raccolta senza difficoltà in uscita, ha letto bene il portiere Sartorello, fallo forse su Janko l'arbitro lascia correre, poi si avvede che non sarebbe andato da nessuna parte Zanetti, allora fischia il fallo, veloce la battuta, troppo veloce di Scarabel su Frezza, che questa volta non era sulla fascia ma stava stringendo al posto di Janko, ed era la cosa sbagliata a questo punto, perché lo cercava sulla fascia. Manovra il San Giorgio, lo fa mettendo a terra la palla con qualche difficoltà, alza la testa, Malacarne sulla fascia, lo lascia andare, e ancora Chitolina lento, Betz, un bel taglio, abbiamo visto questo taglio anche mercoledì sera nel turno infrasettimanale di Coppa, un taglio che ha portato al gol o a quasi gol se non ricordo male, un taglio di Betz quasi dalla metà campo per Pilotti dalla parte opposta, sì, un quasi gol, un'occasione splendida, fallita di poco. Meneghello, che non è in grado di uscire con palla ai piedi, però permette alla formazione di casa di ripartire, però la palla è lunga, troppo lunga, e buttata lì. Impossibile per Zanetti riconquistare palla, giocare. Malacarne, palla tra le mani, ecco Scroccaro che si fa vedere, palla indietro sull'Oat, Chitolina, ancora Malacarne, Betz, Dassier, ancora lui il tentativo di verticalizzare, ci riesce bene, palla che è uscita per il tentativo di Malacarne di prenderla, non c'è riuscito. Palla che è terminata in fallo laterale, si riprende con una giocata da parte della compagine di casa. Meneghello, attenzione anche alla battuta, perché c'era un piede alto nella rimessa con le mani, l'arbitro l'ha lasciato correre. Janko forse aveva subito fallo come voleva il pubblico di casa, e allora ci pensa il capitano Pilotti a mettere in fallo laterale. L'altro capitano è Nicoletti per la formazione di casa, va per le terre, toccato dal giocatore del suo diretto avversario. Meneghello porta avanti la palla davanti alla panchina, l'arbitro dice che si può battere, punizione da battere, altrimenti attenzione. Scarabel perde un pochino di tempo, Scarabel guarda la posizione dei suoi, la butta in mezzo, Janko il colpo di testa cercando di far proseguire Frezza, la palla non arriva dalle sue parti. Zanetti la perde ancora una volta, Betz, bella questa imbucata di Betz per Nicoletti, ha commesso fallo Nicoletti, sì, forse lo ha tirato sui pantaloncini Damuzzo, però era stupenda questa imbucata di Betz, stupenda, un bel gioco con Marcolin. Il tentativo fosse andato in porta, si sarebbe trovato da solo Marcolin di fronte a Sartorello, perché Damuzzo lo aveva saltato. Poi effettivamente l'arbitro ha dichiarato che c'era il fallo del bellunese. Può ripartire, Meneghello ha difficoltà a mettere a terra questa palla, Zanetti che arriva a conquistarla, per fortuna deve tornare indietro, si arrabbia Tibolla perché la palla la voleva sui piedi, invece va su Francescon, scodella anche lui, Francescon su Frezza di testa cercando un compagno libero, lo trova in appoggio su Scarabel, niente da fare, ancora in difficoltà l'Eclisse con Nicoletti che adesso prende palla, taglia ma in fuorigioco Frezza, il taglio di Zanetti per cercare l'imbucata su Janko, nulla da fare, aveva tagliato bene Frezza, poi aveva fatto segno a Zanetti di non dargli palla perché era già finito in fuorigioco e quindi nulla da fare, si è persa l'occasione che poteva essere una bella occasione per la compagine di casa, per la compagine di Della Bella.
con le mani il San Giorgio Sedico. Loat, Scroccaro, molto buona la girata per Malacarne che mette a terra e parte. Malacarne per Pilotti, Pilotti che si gira, attenzione, raddrezza Pilotti, i due dialogano, si conoscono da tempo. Scroccaro, è una imbucata un po' troppo forte, si arrabbiano sia Raddrezza sia Betz la voleva proprio sui piedi la palla, invece ha cercato il colpo difficile e adesso Bruno Gava dalla panchina segna come voleva questo passaggio, un piattone calmo, tranquillo, senza esagerare, invece così non è stato. Parla anche Scarabel con il suo tecnico, con Della Bella in panchina, che deve avergli detto di sistemare qualcosa a metà campo, perché a metà campo proprio non ci siamo. Il San Giorgio passeggia con decisa tranquillità, c'è il fallo con il salto, si è posato sulle spalle Dacier. Tibolla si fa sentire con l'arbitro, che è il signor Meta della sezione di Vicenza, Luca Meta, ma un Luca scritto con la K. E ancora faccia a faccia tra Tibolla e Meta, l'arbitro, qualcosa da ridire, stare attento. Damuzzo va a pescare la fascia sinistra, Damuzzo su Frezza, Frezza che perde la palla ancora nel tentativo di far viaggiare Ianco, i due non si capiscono, Francescon poteva metterla un pochino meglio, si costringe ad un rinvio affannoso, tra l'altro fuori dalla parte opposta alla tribuna, con il San Giorgio che al 24esimo minuto di gioco non si è mai tirato indietro, ha spinto fin dal primo istante quando sono entrati in campo. Marcolin va dentro, subisce il fallo. De Faveri forse, anche se dice di no, che non l'ha nemmeno toccato, però il giocatore è volato. Punizione dalla fascia destra del campo per la compagine del San Giorgio Sedico. Punizione per il San Giorgio, Scroccaro che fa ampi segni perché non vede nessuno, o la mette in mezzo così confidando in Betz, in Raddrezza, in Loat, in qualcuno che possa deviare nello stesso Pilotti, oppure questo, eccolo Pilotti che è andato alla battuta su questo schema, anzi era Raddrezza al 25esimo minuto di gioco, uno schema dal calcio d'angolo per una punizione, anzi Scroccaro per Raddrezza, il tentativo deviato da un giocatore di casa e adesso c'è il calcio di rigore, Marcolin va per le terre al minuto 26, mi pare su fallo di Tibolla. Marcolin aveva fatto tutto bene, era entrato in area, è stato atterrato, toccato da Tibolla, nulla da fare, rigore per gli ospiti. San Giorgio Sedico che potrebbe concretizzare il suo predominio di circa mezz'ora di gioco qui al Comunale d'Agostin, se ne incarica il solito specialista Raddrezza. Ecco il fischio, Raddrezza contro Sartorello ed è gol di Raddrezza al 26esimo minuto di gioco del primo tempo. Raddrezza porta avanti i suoi su un fallo trovato lì, d'altra parte sei lì, entri in area, ha fatto quello che non doveva fare, perché è brutto da dire, però insomma un giocatore va fermato molto prima
se deve essere fermato fallosamente molto prima che entri in area. Poi il piedino di Tibolla era lì e non ha potuto tirarlo via, e quindi rigore ineccepibile per la compagine ospite, che porta il vantaggio, prende il vantaggio con tutto quello che ha fatto in questi 30 minuti di gioco più o meno qui del primo tempo al D'Agostin. Partita a razzo la compagine di Bruno Gava. Adesso vediamo se può tirare il fiato un attimino, tirare un attimo indietro il baricentro, ma non mi pare che siano le intenzioni delle squadre di Gava giocare in questa maniera. Intanto Della Bella prova a mandare sulla destra Frezza e sulla sinistra Zanetti, un colpo di mano di Nicoletti che viene pescato, viene visto. Ancora Bruno Gava davanti alla propria panchina a dare indicazioni importanti al suo centrocampo. Come avete visto e come avete sentito anche in precedenza quando vi dicevo, non gli piacevano alcune cose tra Dassier e Scroccaro, poi quando sono cominciate a funzionare e le imbucate sono state decisamente più precise, ha smesso di parlare. Pilotti, bella la palla, vola in aria Betz, attenzione perché Marcolin stava per beffare ancora Damuzzo. Un difensore non può permettere ad un attaccante in area così di prendere palla, di palleggiare senza che la palla voli via in tribuna, e Damuzzo non me ne vorrà. Non è secondo me uno dei suoi ruoli preferiti questo di terzino, e quindi è logico che ci siano anche di queste disattenzioni, ma pericolosissima, perché Marcolin stava palleggiando bene, stava cercando di girarsi da una parte per beffare l'avversario, ce l'aveva anche fatta. Janko che tiene palla, prova a ragionare, prova a farlo tutto da solo, non ci riesce, allora può ripartire ancora il San Giorgio Sedi con Marcolin. Attenzione a Marcolin, deve sviare dalla parte opposta, non se la sente di servire raddrezza e sbaglia, si arrabbia anche Bruno Gava dalla parte di Pilotti in uscita viene contratto da Meneghello, commette fallo Meneghello, che è un po' irruento nel suo approntare, nel suo approcciare la marcatura, un po' irruento, dovrebbe attendere forse un pochino di più. Chissà quante volte glielo avranno detto, insomma, soprattutto in questo caso, uscendo così il giocatore in mezzo al campo non può andare da nessuna parte, aspetta un attimo, aspetta dietro e vedere quello che combina. Pilotti, tocco bello per Marcolin che cerca di girarsi, ancora Marcolin che allora sventaglia dalla parte opposta, ma c'è Tibolla a dire di no, può ripartire Frezza indietro per Meneghello, ma siamo troppo lenti e poi buttiamo via la palla in questa maniera. No, così non va. Per quanto riguarda la compagine di casa, Della Bella dovrà rivedere qualche cosa. Adesso Tibolla ancora a muso duro contro Meneghello, perché adesso li chiama alti, vedete Tibolla come chiama la linea un pochino più alta perché tendono a schiacciarsi. Adesso c'è Betz in fuorigioco, lasciamolo lì, dice Tibolla, perché è al di là di tutti, quindi non può dare preoccupazioni. Meneghello invece pare preoccupato un attimo e non segue il suo centrale di linea. Francescon, palla tra i piedi, Nicoletti si gira e ancora Francescon. Come potete vedere la differenza sta nella velocità di ripartenza delle due squadre. San Giorgio quando riparte lo fa in maniera più veloce nettamente della formazione di casa. Adesso ancora Marcolini in piena forma, Pilotti. Fermato ancora con Dassier in mezzo al campo. Dassier, Pilotti che adesso è sceso un pochino più in mezzo al campo, adesso pressa e fa bene, bravo Zanetti per Frezza che non ha nessuno intorno, c'ha solo Zanetti anche lui deve cercare l'appoggio, lo trova su Scarabel, finalmente dalla parte opposta gira la palla con Frezza, punto all'uomo, 1 contro 1, lo tiene bene, va al tiro e c'è la posizione, la mano di Frezza sul rimbalzo del tiro.
Frezza sta un pochino protestando con l'arbitro, però dobbiamo anche dire che nell'1 contro 1 era andato ad infilarsi in un pertugio da dove difficile insomma trovare l'angolino giusto, perché c'erano un paio di uomini che bloccavano il tutto. Guardate, come vi dicevo, la velocità di impostazione del San Giorgio Sedico, che non ci pensa due volte, gioca in velocità ed è devastante, lo aveva dimostrato anche in Coppa. Frezza ancora, si muove, prova ad imbucare verticalmente su Zanetti, ma non trova la palla Zanetti. Lavora di testa su Pilotti Tibolla, la palla per Meneghello che ancora è lento e perde, dà la possibilità e dà la Tibolla, deve impegnarsi su Betz per prendere questa palla, rischiando molto. Rinvio lento, ancora con una ripartenza lenta, troppo lenta da parte della formazione di casa. Frezza che torna indietro per Tibolla, alza la testa. Ianco che veleggiava sulla linea del fuorigioco. Nicoletti, Frezza, Nicoletti, torna indietro però l'azione dell'Eclisse. Allora vediamo se si va dalla parte opposta, si fa vedere Francescon che esce, palla lunga, pescata per De Faveri che la mette a terra, sì, qualche difficoltà, poi trova l'uomo, lo punta, ancora per Scarabel, dentro per De Faveri, è troppo lunga il tocco, c'è la prima azione offensiva, diciamo, di un certo valore, di un certo spessore, che porta il primo calcio d'angolo in casa Eclisse. Lo andrà a battere Scarabel. Punizioni e calci d'angolo sono tutti di competenza di Scarabel. La mette dentro, bello il colpo di Tibolla, mi pare, no? Tibolla, adesso non lo so se poi guarderemo meglio le immagini, ma con il tacco forse, non lo so. 34esimo minuto di gioco, poi diremo come Tibolla ha colpito alla grande il gol sul calcio d'angolo battuto da Scarabel. Fa secco il portiere del San Giorgio. 1-1, riporta in parità le sorti della gara Tibolla. Sicuramente uno dei migliori in questo inizio campionato, ma ha fatto un precampionato, lo abbiamo visto in alcune amichevoli, giocare veramente già con una forma campionato. Infatti più di una volta nel dopo partita gli abbiamo detto, insomma, calma, perché il campionato deve ancora iniziare e quindi ti vogliamo in piena forma. Lo sta dimostrando, sta giocando da difensore centrale con molta esperienza, con molta capacità, può fare anche l'uomo magari in mezzo al campo davanti alla difesa. Viene in avanti Meneghello che è lento nel suo movimento, è lento, però in questo caso guadagna un importante calcio d'angolo. E allora tornano in area Tibolla e anche Nicoletti, con Scarabella alla battuta, suo il calcio d'angolo. Dalla parte opposta da dove è arrivato il gol, ancora Tibolla al volo per il fuorigioco di Zanetti. Tibolla al volo, ha tentato la mezza rovesciata al volo, c'era anche riuscito, ha pescato poi in fuorigioco Zanetti. Dimostra di aver subito il contraccolpo il San Giorgio Sedico, il contraccolpo del pareggio. Sta vacillando un attimino, si è alzato dalla panchina nuovamente Bruno Gava per richiamare i suoi, vuole il centrocampo ancora più attento, cosa che era riuscito a portare in precedenza. Adesso hanno di nuovo mollato, vedete, è costretto a tornare indietro Radrezza, a cedere palla ancora per Malacarne, poi Loat che prova a ripartire, anzi era Chitolina. Fallo con Ianco che parla con l'arbitro. L'arbitro dice: fischio io, ho visto io, non ci sono problemi.
Scroccaro, diagonale ottimo per Betz che la mette a terra altrettanto bene. Betz che si gira dalla parte opposta per Marcolin, attenzione, aveva cercato ancora di colpire sull'uscita millimetrica di Damuzzo che per fortuna gli è andata bene. Pilotti perde palla, lotta, perde palla ancora, guadagna il fallo però. L'arbitro ha aspettato di vedere se la palla terminava ad un suo compagno, così non è stato e allora c'è il fallo, c'è la punizione per il San Giorgio Sedico con il minuto 37 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Radrezza, vediamo la palla, si aspetta la posizione dei suoi. Alle spalle Malacarne, ma si va avanti cercando la testa di Betz, poi trova Marcolin, anzi era il numero 5, mi pare Loat, in azione offensiva. Guadagna un calcio d'angolo ed è il quarto. L'arbitro ha qualcosa da dire alla panchina di casa, immagine. Sì, vabbè, abbiamo capito, insomma, deve stare zitto e tranquillo, altrimenti la prossima volta se ne va della bella. Punizione ancora con il trenino a centro area da parte della compagine del San Giorgio. Il tentativo del colpo di testa di Pilotti non riuscito, prova ad andarsene Frezza. C'è Tibolla che arriva per sostenere che aveva la palla, poteva lasciare il vantaggio. L'arbitro non la pensa così e allora si riprende a giocare con Tibolla che sventaglia lungo in avanti per cercare Zanetti, trova invece la testa di un difensore del San Giorgio. Frezza che si muove, viene rimontato da un suo diretto avversario, poi un rimpallo che stava per favorirlo, ma la palla termina lunga sul fondo, nulla da fare, con ancora una netta difficoltà a trovare le soluzioni, a trovare i movimenti lì davanti. Soprattutto dalla metà campo in poi abbiamo qualche difficoltà nel cercare di mettere in movimento questi tre che vedete, 11, 7 e 9, ovvero Frezza, Zanetti e Ianco. Giochiamo con un tridente, diciamo così, con un 4-3-3 schierato da Della Bella. Però in questo caso lo vedete, io continuo a sottolinearlo avendo l'ausilio del monitor e guardando dalla tribuna. Troppo bassi i due difensori di fascia. Attenzione, Pilotti che raddrezza, che lotta come un forsennato, pescando poi Betz che è andato al tiro immediato, trovando Sartorello pronto in mezzo al campo, in mezzo alla sua porta. Sventagliata ancora di Tibolla per Frezza che va a riconquistarsi questa palla con il corpo. Qui dovrebbe appoggiare un pochino più veloce Meneghello che cerca di andarsene, guadagna il fallo. L'arbitro capisce, vede il fallo e allora punizione. Meneghello, non sarà lui a battere, ma sarà il solito Scarabella a cui sono affidate punizioni, calci d'angolo e quant'altro. Ci si ferma, gioco da palla inattiva. Scarabel attende il fischio dell'arbitro per metterla dentro. Scarabel troppo lunga dalla parte opposta, termina direttamente in fallo laterale. 41esimo minuto di gioco, ancora risultato di parità qui al Comunale D'Agostin. Vi ricordo che in Coppa è finita 2-1 per la compagine ospite del San Giorgio Sedico. 1-1 in campionato. Cambiano le cose quando le due squadre, insomma, sono schierate a 11 pressoché titolari, come vi dicevo. Per quanto riguarda la compagine di casa, Moretti e Canzian gli assenti nel reparto difensivo, ed è un reparto difensivo che è costretto quindi a pescare Meneghello classe 2000, a mettere sulla fascia Damuzzo classe 99, ma al di là della classe diciamo che forse il ruolo non è il suo, lo fa, si adatta, però non è certamente un terzinaccio, non è un terzino di fascia. Pilotti che colpisce male sul terreno,
ma ancora il rilancio e la ripartenza è lenta e sbagliata della compagine di casa. Zanetti è costretto ad appoggiarla solo cercando il fallo, così non c'è. Frezza non c'era in appoggio e se n'era già andato. Ancora Dacier per Scroccaro, ancora l'1-2 con Betz, Scroccaro indietro per Dacier, a cui spetta sempre la verticalizzazione buona con Pilotti. Pilotti 1 contro 1 contro Meneghello, attenzione, Pilotti ancora, palla sul suo piede, poi fallo di Pilotti con Meneghello che non l'aveva fatto passare questa volta bene. Ancora Tibolla che c'ha qualcosa da dire contro l'arbitro, deve stare attento Tibolla. L'Eclisse non può perdere naturalmente per proteste, per sciocchezze varie, giocatori importanti come abbiamo già fuori, c'è già fuori Marson, lo ricordo, per squalifica. Difensore centrale della compagine di casa arrivato dal Vittorio Veneto insieme a Scarabel, cerca di colpire di testa Janko, non ce la fa a prenderla Zanetti, ancora Janko per Zanetti, buttata fuori la palla, allontanata da Muzzo che va a prenderla al 43esimo minuto di gioco, 2 minuti al 45, vediamo se l'arbitro Meta della sezione di Vicenza darà qualche minuto di recupero in questo primo tempo. Mi pare che grandi cose non si siano persi, grande tempo non si sia perso. Attenzione a Betz che appoggia dietro. Adesso è un pochino lenta l'appoggio del centrocampo anche del San Giorgio Sedico. Pilotti, bella questo taglio di palla su cui arriva il solito Tibolla, attentissimo nella diagonale ad anticipare lo stesso Francescon, era un pericolo per questa palla messa dentro da Tibolla, da Pilotti per Betz. Radrezza, ancora Radrezza, cerca lo scambio con Scroccaro che poi subisce il fallo di De Faveri, l'arbitro lascia andare in avanti Zanetti che a sua volta fa fallo sul giocatore del San Giorgio Sedico che resta per le terre. E allora sì, se si perde tempo adesso si guadagnerà poi con il tempo di recupero, ma l'arbitro attende per vedere se è necessario mandare in campo i sanitari. Non lo è, anche in questo caso parla con il tecnico ospite, il signor Meta. Era a terra Chitolina che si è già rialzato dalla parte di Vallata, spinge poco la fascia destra del campo, Vallata per Marcolin che invece suggerisce qualcosa di buono, poi la perde, prova a ripartire ma ancora una volta l'Eclisse viene bloccata sulla propria metà campo e poi perdiamo palla in questa maniera, buttandola via, gettandola al vento. 1-1 dopo 45 minuti di gioco, l'arbitro non ha recuperato nulla e quindi andiamo nel secondo tempo. Tutto da vedere, tutto da giocare per vedere chi la spunterà tra Eclisse e Union San Giorgio. Dopo 45 minuti di gioco, 1-1, linea alla regia. Squadre già in campo per il secondo tempo qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, quando la situazione tra la formazione di casa, tra l'Eclisse e il San Giorgio Sedico, è ferma sull'1-1 dopo il vantaggio degli ospiti, pareggio di Tibolla. Ha fatto un po' tutto lui, Tibolla ha provocato il rigore in precedenza, ma un rigore in cui mi sento di non dare grandi colpe perché lì era l'uomo, piede lì e non puoi disintegrarti o sparire completamente, quindi nulla da fare. Poi gran gol alla Ibrahimovic, avevo visto giusto, ho visto le immagini tra il primo e il secondo tempo e abbiamo chiarito che il gol è arrivato con il classico colpo di esterno destro, quasi un colpo di tacco che ha buggerato la difesa e soprattutto il portiere del San Giorgio Sedico. San Giorgio Sedico che riparte in questo secondo tempo con Radrezza sulla fascia sinistra del campo, tiene palla da Pilotti, i due si conoscono a meraviglia, l'1-2 però non viene chiuso, può ripartire ancora la formazione di casa, verticalizza tutto ma troppo Scarabel per Frezza, a cui si chiede naturalmente
di scattare, di correre, e attenzione Frezza, palla tra i piedi, Frezza forse poteva tentare il colpo, nessuno avrebbe detto nulla se la palla fosse andata lunga, storta o in qualche maniera anche fuori dallo specchio della porta, però ci avrei tentato e invece Frezza ha avuto troppa paura di sbagliare, palla che viene frenata, viene bloccata dai difensori del San Giorgio Sedico. Bezz di testa per Marcolin, attenzione a Marcolin, il tiro di Marcolin, non ci pensa due volte, buona l'occasione al primo minuto di gioco, ancora Marcolin, uno dei più vivi, dei più interessanti per quanto riguarda il San Giorgio Sedico, tiro che sorvola abbondantemente la traversa, ma buono per la scelta di tempo e la coordinazione nell'andare al tiro, non ci ha pensato due volte, bravo Marcolin, ci sta piacendo questo giocatore. Ianco gira di testa per il solito Frezza che era appeso oppure si appendeva, vediamo l'arbitro cosa giudica. Aveva subito fallo? Sì, aveva subito fallo Frezza, quindi si riprende a giocare no, non c'è nulla, dice l'arbitro, ha lasciato correre, allora solo fallo laterale con le mani da Muzzo che prova a spingere i suoi, De Faveri in avanti, la mette bene in mezzo, ancora Frezza 1-2. Poi non trova il tiro, anzi lo trova ma si schianta contro, adesso lo ha preso di mira un po' l'arbitro e in uscita fischia ancora il fallo a suo sfavore. Partita che Frezza non riesce ad incanalare e a trovare nella maniera in cui piace a lui, ha avuto un paio di occasioni in velocità, ha tentato, ha provato, però nulla da fare. È ancora un Frezza che può dare molto di più. Bezz la mette a terra dalla sua posizione preferita, quella in mezzo all'area, colpo di tacco cercando ancora di trovare il suo compagno, si arrabbiano i difensori dell'Eclisse. Marcolin, un rimbalzo fasullo, poi Scroccaro in mezzo al campo alza la testa, prova a verticalizzare, Damuzzo la butta fuori, mette a terra questa palla, cerca di metterla a terra De Faveri, palla che sfila via, brutto. Ancora una volta partenza difficoltosa della formazione di casa con il San Giorgio. Marcolin, sempre lui, Marcolin in mezzo a due, forse subisce fallo, da terra riesce a mettere in piede ancora per Marcolin dopo l'1-2 con bello il tiro di Scroccaro che arriva dopo un tentativo portato un po' alla moda del rugby in avanti al terzo minuto di gioco con Marcolin, il passaggio sul numero 7 Pilotti, poi il tiro di Scroccaro che termina abbondantemente a lato del portiere Sartorello. Colpo di testa di Nicoletti, la palla resta lì nella zona di metacampo. Scarabella mette giù, Nicoletti dalla parte opposta, prova a velocizzare, De Faveri si ferma, allora Nicoletti ancora per Meneghello che adesso prova a spingere un pochino più alta la sua squadra. Nicoletti alza la testa, è buono, attenzione a Frezza che cerca di girarsi, lo fa bene. Questi sono i suoi numeri, questo è quello che vuole il pubblico, ma anche immagino il tecnico. Frezza ottimamente lanciato, andato al tiro di destro che è terminato fuori, ma ottima l'azione per Frezza che queste cose deve inventare, queste cose deve movimentare lì davanti, altrimenti veramente c'è poca cosa per la formazione di casa. Palla trattenuta lì, Zanetti si alza e se ne va, subisce il fallo. E c'è il primo cartellino. C'è il cartellino su Scroccaro, mi pare. Numero 8. È il primo cartellino che l'arbitro estrae, lo fa al quarto minuto del secondo tempo, quindi 45 più 4 fa 49. Insomma, dopo 49 minuti, quasi 50 di gioco, il primo cartellino. Non male, perché la partita l'ha tenuta anche decisamente bene, magari contestato da una parte e dall'altra, però senza grandi problemi. Adesso cominciano ad affiorare un po' di stanchezza, un po' di nervosismo in più, e allora il signor Meta della sezione di Vicenza estrae il primo cartellino della gara. Ianco per Scarabel che si guarda attorno, vede dietro
è ancora fermo sulla propria metacampo Damuzzo, lo invita a salire per cercare poi De Faveri, ma l'azione d'attacco arriva concitata lì davanti dalle parti della Colletta, arriva concitata e troppo nervosa e quindi non si combina poi più nulla. De Faveri anticipato ancora, mette fallo, si riparte con la compagine ospite, attenzione, il mette a terra, cercava, gamba tesa forse, sì. Secondo me gamba tesa. Vediamo l'arbitro, nessuno ha capito. Ecco, gamba tesa era di Dassier, si era vista. Poi lui aveva cercato di ripartire. Ancora Frezza, lotta con Dassier, questa volta alla meglio Dassier e Frezza si arrabbia. È inutile arrabbiarsi dalla panchina oppure dal pubblico che mormora, l'arbitro vuole che la palla sia ferma, giustamente ripartire quando fischia lui e quindi ecco il perché si è ribattuto questa palla. Raddrezza ancora, può viaggiare sulla fascia sinistra del campo, molto bene questa palla con Francescon che arriva di testa, poi Pilotti va al tiro ma scivola all'ultimo istante. Adesso c'è un fallo da parte di Raddrezza che blocca la ripartenza di Tibolla che si arrabbia con De Faveri perché aveva tutto il tempo per servire Frezza. In effetti è così, arriva e punta sulla sua fascia anche Zanetti affiancato da Frezza che poi prova a stringere De Faveri che alza la testa, nulla da fare, siamo ancora fermi qui. Zanetti la mette dentro, il colpo di testa di Loatta a buttare fuori. Pilotti ancora colpo di testa indietro, si rigioca con Damuzzo che è costretto a rallentare perché buttarla via sarebbe buttarla nel vuoto. Tutta la linea difensiva e centrocampo ben piazzata della formazione di Bruno Gava. De Faveri la tiene dietro per Scarabel che si avventa troppo tardi su questa palla contro Dassier ci mette giustamente il fisico, guadagna la rimessa in gioco. Ecco il fischio dell'arbitro che permette di muovere questa palla. Marcolin, buona la sua gara, bella anche questa palla di Dassier a pescare. Vedete come la differenza tra le due squadre la facciano anche la spinta sulle fasce, come vi dicevo in precedenza. Poi per carità, adesso non è valso nulla. Allora Frezza adesso deve farci vedere. Vediamo, 1 contro 1, converge al centro, mette dentro questa palla per Janko che prova a volare ma non riesce a prenderla. È una buona palla di Frezza. Io egoisticamente sarei andato al tiro, visto che avevo già così scartato il proprio uomo. Egoisticamente da attaccante sarei andato al tiro. Così non l'ha pensata Frezza, che ha cercato l'assist per Janko, che ha provato il tutto per tutto in volo, cercando in mezza rovesciata. Fosse riuscito sarebbe venuto giù lo stadio. Si riparte ancora con il San Giorgio che mette dentro per Betz, troppo solo, ma fortunatamente troppo in fuorigioco. Allarga le braccia a Tibolla, però bisogna stare attenti e in effetti lo dice al suo compagno di linea Francescon, perché la linea la bisogna seguire e in effetti vedete Francescon si fa dare la palla, Damuzzo che attende, viene a prendersela Scarabel che è quello incaricato di verticalizzare, prova su Frezza, ancora la mette giù ma la mette giù male. E allora palla rinviata ancora su, attenzione perché arriva Marcolin che beffa i due, attenzione Marcolin che entra in area, ci pensa il solito Tibolla a salvare ancora una volta la retroguardia. 9 minuto di gioco con Marcolin, il migliore dei suoi senza dubbio, che ha beffato la linea difensiva di casa. Ci deve pensare Tibolla a mettere in angolo per salvare il risultato ancora. Calcio d'angolo, Tibolla, sempre lui di testa. Può ripartire Frezza che prova ad attaccare l'uomo. Adesso deve salire però l'Eclisse,
Stiamo soffrendo anche in questa occasione, inutile. Zanetti si gira, raddoppio, fallo, forse non di Pilotti ma di Vallata, e allora l'arbitro dice che si ferma. Zanetti guarda l'uomo, posizione, poi cerca e trova De Faveri contro Vallata, fallo anche secondo me, sono d'accordo con l'arbitro, aveva cominciato prima De Faveri a tenere l'uomo con un po' d'esperienza, però l'arbitro era lì, lo aveva visto, e poi sul conseguente tentativo di andarsene aveva nuovamente commesso il fallo. Manovra il San Giorgio Sedico, che è un pochino più lento rispetto al primo tempo. Da ricordare che non c'è un sole picchiante fastidioso, però c'è un'afa terribile che sicuramente incide anche sulla prestazione, sulla calura che si abbatte qui sul D'Agostin. Frezza, 1 contro 1 ancora, punta per Scarabel, va al tiro Scarabel, ce l'ha lui il tiro da quella parte, ancora Damuzzo in netta difficoltà contro Marcolin, che sicuramente oggi ha fatto il diavolo a 4. Francescon, rischio per Scarabel, Francescon ancora su Tibolla che aspetta, passa la metà campo adesso, vede un uomo libero, lo trova in Zanetti, vieni da questa parte, De Faveri non taglia e allora è costretto ad andare su Scarabella, ancora l'imbucata di Nicoletti per Ianco, troppo corto e allora riparte, perde palla ancora la formazione di casa, poi la riconquista con Tibolla, sempre lui, va sulla fascia destra del campo, Meneghello ci prova, va giù fino in fondo, poi mette dentro una scarpata che tocca anche il terreno per terra, quindi non fa viaggiare la palla, nulla da fare con il San Giorgio, che prova a ripartire, lo fa bene con Betz che blocca palla, guardate il taglio, attenzione a Marcolin che punta l'uomo, Marcolin che inciampa fortunatamente, ma c'è lui, c'è Tibolla che chiude ancora una volta, bravo Tibolla che ha dedicato il gol, abbiamo visto, ne parliamo poi con Betz. È buona questa palla per Marcolin ancora. Ottimo il tunnel di Pilotti al 13° minuto di gioco. 13° minuto di gioco, Pilotti, tunnel per Marcolin, mi pare, che ancora una volta si fa parare da Sartorello alla grande. Salva il risultato Sartorello. Calcio d'angolo, è il 6° calcio d'angolo. Radrezza per Malacarne, la mette dentro per Pilotti che non ce la fa, arriva Radrezza, troppo soli, troppo chiusi, Scroccaro ferma tutto, Frezza che lancia, prova, era buona l'intenzione ma non c'è nessuno davanti. E se avete sentito le urla di Bruno Gava indirizzate al portiere, il suo Matteo Della Colletta, classe 2000, tanto da imparare, dice tienla lì la palla, aspetta la posizione dei tuoi compagni, e in effetti riparte piano, però sbaglia anche Dassier, se ne va con il fallo, Betz finisce sul taccuino, Betz ammonito, è il secondo del San Giorgio Sedico dopo Scroccaro. Si batterà questa punizione sul cerchio della metacampo. Tibolla, a fianco a lui Scarabella, a cui cederà sicuramente la palla. Si stanno scaldando le panchine. 4 uomini per il San Giorgio, altrettanti per l'Eclisse. Frezza ancora difficoltà nel palleggio, Frezza che contrae questo tentativo di andarsene su Pilotti che non era dello stesso avviso, mette fuori la palla, ancora in avanti Zanetti, cerca di andarsene, non c'è nulla, tiene palla e non c'è niente in effetti. Fallo laterale per la compagine ospite, Malacarne lascia la palla a Loat. Si fa vedere Marcolin, poi la palla la lascia per Pilotti non ci arriva e allora può spingere ancora
la compagine ospite. Betz non servito, poi ancora di petto in avanti Marcolin, bravo per Pilotti, vedete come si snoda bene, poi sono costretti a tornare indietro anche loro perché Scroccaro non se la sente di gettarla dalla parte opposta dove doveva andare a servire questo uomo che arriva con palla adesso, poi la spreca per carità, ma la carne però il movimento era quello in precedenza da fare, non se l'è sentita Scroccaro in mezzo al campo di andare subito da Malacarne e allora ha preferito andare indietro, ripartire, la ripartenza poi è avvenuta ma lentamente, fortunatamente per il San Giorgio c'è un tocco, palla termina fuori, toccata appunto da un giocatore, da un uomo dell'Eclisse, controlla palla la compagine ospite ancora in avanti con Radrezza, indietro tutto, si può giocare, Scroccaro, ancora Radrezza per le fasce interne, ottimo l'anticipo di Damuzzo che però interrompe soltanto Marcolin che di nuovo ha palla tra i piedi, triplicata la marcatura su Marcolin e che se ne va Marcolin, attenzione, arriva ottimamente arriva Tibolla ancora a chiudere sull'inserimento, sulla forsennata serpentina di Marcolin che era riuscito ad entrare in area di rigore. Non è Tibolla a terra ma il numero 5 Francescon, colpito alla testa dalla gamba, nulla di particolarmente grave, si rialza, torna in mezzo all'area e lo stesso Marcolin alla battuta del settimo calcio d'angolo per la formazione dell'Union San Giorgio Sedico. Mette fuori, rimessa con le mani, ancora Marcolin, sempre lui ad incaricarsene. Marcolin poi ci ripensa e dà la palla a Vallata, altro 2000 del San Giorgio. Vallata, Marcolin cerca l'appoggio su Pilotti che non arriva, poi ancora Dassier per Pilotti che ha tutto il tempo per girarsi, attenzione perché ha un bel tiro, ha un bel sinistro Pilotti, nulla da fare, lo blocca Sartorello, però vedete non c'è nessuno a cui dare la palla, deve scegliere ancora il lancio lungo con Janko che le ha prese quasi tutte lì davanti, non c'è fallo su Zanetti, o meglio di Zanetti. Frezza torna indietro per De Faveri, la lascia per Janko che dovrebbe essere in centro area invece di essere qui, ma c'è un fallo di posizione per quanto riguarda Janko, quindi nulla da fare, niente da fare, si riprenderà con una punizione battuta da Loat per si deve tornare indietro. Abbiamo capito l'arbitro e quindi dovrebbero capirlo anche i giocatori. Ferma questa palla, mettici una mano sopra e vedrai che non ti fischia nulla. Lancio lungo in avanti per Betz che va elegantemente a stopparlo di petto, cerca di far viaggiare Radrezza, non ci riesce. Esce vittorioso l'Eclisse, poi riperde palla e allora sventagliata dalla parte opposta. Attenzione a Marcolin quando punta l'uomo, attenzione Damuzzo contro Marcolin che trova l'ingaggio giusto, mamma mia, il tiro e c'è il gol ancora di Marcolin il raddoppio di Marcolin al minuto 19esimo. Marcolin ancora lui incide sul gioco, incide sul risultato. Marcolin, c'era stato un tiro di Radrezza che ha fatto andare la palla su un giocatore dell'Eclisse, palla che è andata a Marcolin, non ci ha pensato due volte e il gol. (2-1) il risultato è quello di mercoledì sera per il momento in Coppa, ma non c'entra nulla perché il campionato è una cosa, la Coppa è un'altra. San Giorgio Sedico a 4 punti in classifica con Calvinoale e Treviso a 6, Porto Mansuè e Luparense. L'Eclisse Pievigina ne ha 1 di punti, rischia di rimanere a 1 questa sera se non ci pensa ancora
qualcuno a riportare in parità o a ribaltare il risultato. Vediamo e seguiamo questo secondo tempo molto particolare, molto bello. Stesso identico cliché, partenza a razzo ancora una volta dell'Union San Giorgio, che è riuscito parzialmente, con molte difficoltà, la formazione di casa a minimizzare, e vedete poi Frezza si addormenta, esce con palla tra i piedi ancora vallata, la butta via, Fortunà vuole per la formazione di casa, Sartorello rinvia lungo con i piedi, Pilotti in mezzo a due, Frezza la tocca bene, cerca lo scambio, era giusto lo scambio che cercava Zanetti, ma non c'ha nessuno che lo aiuti in questo frangente. È uno Zanetti che gravita in mezzo al centrocampo, come l'aveva schierato Della Bella nelle settimane passate, cioè dietro le due punte, però in questo caso vedete c'è anche Frezza che torna indietro, quindi abbiamo Janko davanti che fa l'unica punta e spera di ricevere palle buone da giocare da parte sia di Frezza, che poi punta sulla fascia cercando il numero, ed è lo stesso Zanetti. Intanto sembra essere pronto il primo cambio per quanto riguarda la formazione di casa. Lancio lungo in avanti di Radrezza proprio sul portiere, proprio su Sartorello, che subisce anche il fallo. La palla se la porta fuori, ma c'era il fallo da parte di Loat, che era venuto e si era spinto in avanti, colpo di testa. No, Loat è qui, lo dà adesso Marcolin ancora, subisce fallo da parte di Damuzzo. C'è Radrezza che tiene palla in mezzo a due, poi la palla la butta fuori e c'è l'ammonizione per Damuzzo. Ammonito Damuzzo. Sono quei classici falli di frustrazione, perché Marcolin ha fatto quello che ha voluto sulla sua fascia di competenza, e una volta, sarà anche brutto da ricordare, però una volta, insomma, gli allenatori di una volta, magari con meno nozioni, con meno cognizione, con meno gioco, con meno tatticismo, ai propri difensori dicevano: beh, se devi fargli capire che ci sei, glielo fai capire all'inizio della partita, non certamente al 50° o 67° come in questo caso. Esce uno spento De Faveri, esce il numero 10 ed entra il numero 20, quindi esce De Faveri. 23° del secondo tempo, primo cambio per l'Eclisse Careni Pevigina, esce con il numero 10 Francesco De Faveri ed entra col numero 20 Stefano De Zotti. E allora dentro De Zotti numero 20, fuori il numero 10 De Faveri, un De Faveri che parecchio amorfo, diciamo così, non ha mai inciso sulla gara, e quindi cambio. Butta via la palla viene riceduta. Non so se l'arbitro si sia accorto che Marcolin è entrato senza aver chiesto, ma forse si era già accordato con il guardialine, pensiamo, non lo so, perché non ha detto nulla, o aveva giudicato che poteva già rientrare, anche se la palla doveva andare dalla parte opposta, come poi è andata sul rinvio, però già dentro Marcolin. Sottigliezze, insomma, però per un arbitro fanno anche queste cose. Gioca ancora l'Eclisse cercando di trovare il bandolo della matassa, deve spingere Damuzzo, deve trovarsi già lì. Siamo già chiusi in questo caso. Zanetti cerca di girarsi, 2 contro 1, arriva Pilotti che blocca tutto, poi si sta per complicare la vita la difesa con il numero 5 Loat del San Giorgio Sedico, dalla parte opposta Francescon per Nicoletti che va su Meneghello, c'è il fallo di Radrezza su Nicoletti, va per le terre, Tibolla che sventaglia cercando il solito Frezza, che poi si allunga il pallone e lo perde, poi lo riprende con una magia, lo riperde, e Pilotti allora dice: basta, abbiamo giocato troppo qui, la buttiamo in avanti e non ci pensiamo più. Marcolin, che ha dato tantissimo, sta tirando un po' il fiato, ne ha ben donde. Vedete come sono allungate adesso, o meglio è allungata la formazione di Pieve, perché ha faticato a mettersi a posto e a trovare posizione. Adesso può andare Betz
Betz ancora con la palla tra i piedi, Damuzzo non la vede, Betz ancora, adesso bisogna chiudere, non bisogna permettere a Betz di fare i suoi numeri, e infatti guadagna il massimo che poteva fare, ottavo calcio d'angolo guadagnato da Betz, bravo, su Damuzzo, ingenuo. Attenzione perché parliamo così, ma considero Damuzzo non un difensore, non un terzino, quindi non me ne voglia. Marcolin, sempre lui dalla bandierina per il San Giorgio Sedico, mette dentro questa palla, si alza di testa Janko a dare manforte ai suoi anche in difesa. Zanetti prova a ripartire con De Zotti per Damuzzo, ancora lungo, trova tre uomini del San Giorgio Sedico che bloccano tutto, in avanti blocca ancora, parte la formazione di Ospite con Betz che si aiuta con il fisico, Betz in mezzo a due, poi trova un uomo libero, lo dà su Marcolin, è sempre lui, Marcolin ancora tiene palla, vedete come non riescano a strappargliela, allora va giù da Malacarne che sceglie di venire in avanti sulla fascia sinistra del campo, poi torna indietro, ci ripensa, va in avanti ancora, subisce il fallo da parte di De Zotti. Mi pare Tibolla qualcosa dice a De Zotti che forse il fallo lì non serviva e non ha tutti i torti, lascialo andare, tanto è troppo distante. Ancora con Bruno Gava dalla sua panchina, dice di stare dalle posizioni, vuole soprattutto l'ultimo uomo su Janko. Adesso forse c'era anche il fallo di Vallata che è andato con le spalle sulla schiena di Janko. In questi casi un difensore, un attaccante abile va per le terre, guadagna il fallo, guadagna la possibilità di portare in alto la sua squadra o di alzare la squadra, come si suol dire. Non ce l'ha fatta. Bene ancora il San Giorgio Sedico sulle fasce con Scroccaro che ha provato ad andarsene, adesso ancora un fallo dalla parte opposta alla nostra postazione, Scroccaro la lascia lì, Tibolla sventaglia in avanti chiamando, cercando Zanetti, colpo di testa ancora all'indirizzo di Pilotti che intelligentemente la mette a terra, poi guadagna una buona posizione, anche una buona palla anche sul tentativo di gamba tesa di Scarabelli, in avanti per il solito Marcolin che punta da Muzzo, raddoppia Francescon, ma va ancora a guadagnarsi un calcio d'angolo. Marcolin, nono calcio d'angolo per la formazione Ospite, 9-2 il computo dei calcio d'angoli battuti dalla compagine di San Giorgio Sedico. Marcolin, palla che sibila davanti alla porta di Sartorello, Betz e poi un difensore che si era spinto in avanti, poi raddrezza dalla parte opposta, nessuno riesce a toccarla. Era Chitolina che si era spinto in avanti, nulla da fare. 29esimo, quasi la mezz'ora qui al D'Agostin, sotto la formazione di casa per 2-1. Frezza, Zanetti, dietro per Scarabel, deve andare dalla parte opposta, bene Nicoletti, Meneghello però è girato male, piazzato troppo lento e la palla arriva tardi su De Zotti che adesso deve inventare qualcosa perché è in mezzo a tre uomini. De Zotti per Zanetti, bloccato, non c'è fallo, perde palla. Hanno difficoltà anche quelli del San Giorgio Sedico adesso a ripartire perché hanno tirato un po' i remi in barca, ma è anche giusto così ed è anche giusto che l'Eclisse ci provi naturalmente a portarsi nuovamente in parità. Esce Tibolla a chiudere, fa la diagonale, Tibolla che guarda i suoi, dice ragazzi dateci una mano perché stiamo soffrendo, è un po' troppo. Della Bella
sta parlando con un uomo da inserire. Tra poco dovrà fare il secondo cambio, farà il secondo cambio della Bella. Ancora Bruno Gava non ha inserito nessuno, non so se abbia intenzione di farne di cambi, penso di sì, ma aspetta un attimino di vedere quali sono le mosse del suo dirimpettaio. Nulla da fare, non passa il San Giorgio Sedico, adesso sta pressando alto l'Eclisse che si piglia qualche rischio, però esce Tibolla, la mette a terra con un po' di difficoltà, poi c'è il fallo di Radrezza su Tibolla. Tibolla per Nicoletti, Nicoletti per Scarabella, attenzione, Francescon, Scarabella adesso, laterale per Frezza che deve inventare qualcosa, parte sulla fascia, ma lo conoscono, Pilotti lo blocca parzialmente, poi Frezza che la mette dentro, il colpo di testa tentato di De Zotti, niente da fare, palla che termina in fallo di fondo, nemmeno il calcio d'angolo. Vuole che la squadra si alzi un pochino rispetto al immediato rinvio della colletta, lo ha suggerito, urlato Bruno Gava. Betz perde il controllo e perde il colpo di testa contro Tibolla. Ianco si schianta contro Chitolina, poi ancora lì Scroccaro che cerca di mettere palla a terra e di giocarla, non glielo permettono, prima Ianco Jürgen e poi Nicoletti. È pronto il secondo cambio per l'Eclisse. Tibolla che scaraventa lontano verso Frezza che commette fallo spostando con l'anca Pilotti. Nulla da fare, ancora Loat che mette a terra la palla con molta calma e tranquillità, chiaramente è in vantaggio la sua squadra. Loat lancia lungo per Marcolin che perfetto, va a colpire di testa, e altrettanto perfetta sarebbe stato l'appoggio su Pilotti che non si avvede all'ultimo minuto, la lascia andare, la perde. Radrezza arriva come un razzo ma la palla termina fuori sull'attacco contro Damuzzo che ancora una volta appare in difficoltà qui sulla fascia. Frezza, Damuzzo spreca tutto, palla che arriva tra le mani di Della Bella, il tecnico dell'Eclisse. Alza le mani, forse c'è un cambio, no, si può continuare a giocare. Damuzzo, colpo di testa, ma la palla è ancora di Marcolin che è dappertutto. Nicoletti lancia lungo, cerca di far viaggiare Zanetti, adesso Zanetti, la palla per lui, Ianco anticipato dal suo diretto avversario, Radrezza con Betz che serve Marcolin sulla corsa. Era bella anche questa intenzione. Marcolin anche un po' affaticato, non ci ha creduto forse più del dovuto e l'ha lasciata lì. 2-1 il risultato sempre per la formazione di Bruno Gava, per la formazione delle... attenzione con questa palla che rischiava di essere preda dei giocatori bellunesi, poi si ferma il tentativo di attacco a due dell'Eclisse. Viene in avanti ancora la formazione di casa che cerca di spingere, che cerca di portarsi in avanti. Butta dalla parte opposta con ancora la palla di De Zotti che cerca di andarsene, deve tornare indietro. Nicoletti non ha l'appoggio, lo trova soltanto su Scarabel in mezzo e in orizzontale, poi Scarabel dai 35 metri va un po' a questo tiro velleitario, guarda verso la panchina perché anche Della Bella deve aver detto qualcosa, insomma non è piaciuta. Della Colletta è pronto al rinvio, lungo oltre la metà campo, arriva Nicoletti, la fa sua, Radrezza commette fallo, potrà ripartire con una punizione l'Eclisse. Solito Tibolla, Scarabel, Tibolla, Nicoletti.
Laterale ancora per Meneghello che prova a partire. Meneghello ancora lì. È un Meneghello che da difensore non ci sta entusiasmando, perché difensore non è, insomma, è più un esterno alto, e allora abbiamo visto commettere anche delle ingenuità a livello difensivo nel corso di questa gara, anche piuttosto pesanti, che fortunatamente per lui non hanno influito poi sulla gara, però è più un esterno sinistro e un esterno destro alto. Ecco il secondo cambio di Della Bella. Allora, fuori Zanetti. 37esimo, secondo cambio per l'Eclisse Careni Pivigina, esce con il numero 7 Alex Zanetti ed entra con il numero 18 Artin Selmani. E allora la differenza la può fare anche la panchina, lo abbiamo capito, l'abbiamo visto in molte occasioni. Anche quest'anno sarà così, perché se sfogliamo la panchina dell'Eclisse troviamo un secondo portiere del 2001. Lascio perdere Riccardo Moretti, che è infortunato e quindi è un 97, ma insomma relativamente giovane, però non di quelli da under, diciamo così. Poi abbiamo Manuel Segat 2001, Busetti 2001, Frezza Marco 2000, Selman appena entrato 2001, Favero 2000, De Zotti che è entrato è un 98, quindi panchina giovanissima, media come vi ho detto nemmeno sui 21, e sarà scesa ulteriormente adesso dopo l'entrata in campo di questi giocatori, e quindi è una panchina che dovrebbe appunto pesare. Attenzione, è buono con il colpo. Mamma mia, una tagliata ancora, si è fatto male dalla parte opposta Betz, mi pare, che sta chiamando 37esimo minuto dalla parte opposta. 37esimo minuto dalla parte opposta, abbiamo visto Betz tagliare una palla splendida per il centro area per Marcolin, che si è coordinato bene, ha colpito la traversa, sfiora il 3-1 la formazione ospite. Adesso l'arbitro va a sincerarsi su cosa c'ha Betz. L'arbitro chiama l'intervento dei sanitari perché la questione sembra essere piuttosto seria, speriamo di no. Dopo questo fallo, dopo la caduta di Betz, dopo la traversa di Marcolin, era ripartita la formazione di casa cercando di impensierire la retroguardia del San Giorgio. Ne è scaturito e ne ha guadagnato soltanto un fallo laterale. Cambio anche per la formazione di Bruno Gava. Primo cambio per l'Unione San Giorgio Sedico, esce con il numero 9 Ivo Betz ed entra con il numero 16 Cristian Doriguzzi Toia. Allora dentro Doriguzzi Toia al posto di Betz, che non ce la fa, quindi rimane fuori. Lo vediamo disteso dalla parte opposta del campo, mentre qui siamo pronti a riprendere il gioco con Damuzzo, palla tra le mani, dovrà velocizzare la rimessa in gioco. Eccola che arriva. Molenti invece anche in questo frangente trova l'uomo, Frezza la perde, Scarabel pure. C'era il tocco di Scarabel verso Frezza, non riuscito. Palla che termina fuori, rimessa in gioco con le mani da parte della compagine ospite. L'arbitro dice che può andare, va bene lì, ci mette un po' di tempo, forse troppo nella rimessa in gioco. Nicoletti la guadagna, Radrezza non riesce a prenderla, Damuzzo va per linee centrali, Meneghello, attenzione, si è allungato, Meneghello commette anche fallo, finisce sul taccuino dell'arbitro, fallo inutile e sciocco ancora una volta. Si era allungato la palla, non l'avrebbe presa, l'avrebbe persa questa palla e avrebbe creato grandi danni. Ha pensato bene di atterrare l'uomo, la ripartenza non riuscita, è l'unica cosa che poteva fare sul 2-1. Se va sotto sul 3-1 la situazione diventa ancora più grave. 40 minuti, 5 al riposo, 5 alla chiusura di gara, più eventuale recupero, e qualcosa ci sarà
in questo secondo tempo. Vediamo rientrare con le proprie gambe e senza zoppicare Ivo Betz, quindi ci auguriamo per lui soltanto un risentimento, un colpo, un po' di fatica, insomma. Non dovrebbe essere nulla di particolare per il forte giocatore bellunese. Radrezza dietro per trovare Marcolin, che ha la forza di appoggiare su Pilotti che va ancora su Scroccaro, che non ce la fa a prendere perché Tibolla blocca tutto. Invalicabile il Tibolla di quest'anno, che ha dedicato il suo gol in precedenza, abbiamo visto, alla compagna in tribuna in attesa del figlio. Damuzzo lentissimo, ancora si fa parzialmente bloccare. Damuzzo ancora in avanti, in difficoltà, poi deve commettere fallo. È anche rischiato perché Damuzzo è stato già ammonito, questa poteva essere la seconda ammonizione e l'espulsione, quindi deve stare molto attento. D'altra parte la prima ammonizione è arrivata, se ricordiamo bene, per quel fallo di frustrazione che su Marcolin, e adesso nuovamente un po' di paura dalle parti della difesa di casa. La mette dentro Vallata per il solito Marcolin anticipato, Radrezza che gioca bene, poi Pilotti che punta l'uomo, attenzione a non lasciarlo andare. Pilotti che va verso la bandierina per trovare il calcio d'angolo e lo trova. No, forse solo la rimessa in gioco, sì. Solo la messa in gioco con le mani, mi pare. Vado io. E allora ci pensa Pilotti con le mani su Radrezza. Taglio di capelli che si assomigliano. Anche Radrezza vuole il calcio d'angolo che non riesce a prenderlo. Allora Francescon che esce dall'area, palla tra i piedi. Francescon. Bravo Janko a riconquistarla questa palla che era persa. De Zotti per Nicoletti che scandaglia dalla parte di Frezza, arriva dentro, la rimette, poi Janko ancora, Janko indietro per Scarabel, dall'altra parte allora ragazzi con Tibolla ancora dentro per il colpo di testa, ma è troppo facile, troppo scolastico di Frezza, palla tranquillissima, lentissima tra le mani del portiere della Colletta. 43esimo minuto di gioco, 2 al termine più eventuale recupero e qualcosa ci sarà. Lotta fino all'ultimo Marcolin. Arriva Pilotti lungo per Radrezza che non ci arriva, la lascia andare Tibolla, la controlla bene. Sartorello deve velocizzare per Meneghello, attenzione a Meneghello, attenzione che rischia ancora, riparte poi Meneghello, vedete come c'ha il passo di esterno alto, perché in difesa queste cose poche volte te le fanno fare. Frezza, la palla termina anche per lui in fallo laterale, palla lunga, difficile da mettere a terra, nessuno dice niente in questo caso, perché questa era difficile da controllare. 1 minuto e poi vedremo quanto darà di recupero l'arbitro, il signor Meta della sezione di Vicenza. Tibolla, Meneghello ancora, prova a metterla dentro, la trova, colpo di testa, c'era il fuorigioco sì, del numero 18 che è Selmani, era dietro di tutti, peccato. Vediamo quanto dà di recupero, mentre il Bruno Gava e il San Giorgio vuole il cambio che ci sarà. 45esimo del secondo tempo, secondo cambio per l'Union San Giorgio Sedico, esce con il numero 8 Pietro Scroccaro. Stefano, cambia, dica cosa! Ed entra col numero 17 Lorenzo Moretti.
E allora dentro Moretti, fuori Scroccaro. Buona la partita di questo giovane classe 1998, uno dei giovani più interessanti sicuramente del centrocampo. E allora 4 minuti concessi nel secondo tempo, nel primo nessuno. 4 minuti nel secondo tempo. Reclamavano il fallo su Janko i giocatori dell'Eclisse, nulla da fare. Nicoletti sposta in avanti il baricentro, adesso lo deve fare ma forse un pochino troppo tardi. Nicoletti ancora cerca di girarla, questa palla ancora su Scarabel che subisce il fallo. Attenzione, non complichiamoci la vita. C'è Sartorello che chiama subito alla ripartenza da Muzzo, deve spingere in avanti, non buttarla via così. Fortunatamente viene a prendersela Scarabel che dà per Meneghello per Tibolla. Adesso proviamo a verticalizzare, va per le terre un giocatore, attenzione, è buona la palla, cerca di infilarsi il giocatore numero 18 Selmani, che ha provato ad andare ma il corpo e la fisicità del diretto avversario ha avuto la meglio. Altro cambio, questi sono i cambi che il sottoscritto eliminerebbe perché contano a nulla e spezzano il gioco, un po' quello che vuole. Bravo Sartorello, che è chiaramente l'intento del mister ospite, in questo caso Bruno Gava. Punta l'uomo, viene in avanti ancora, guadagna la punizione, sì, guadagna la punizione Dacier che è stato atterrato, e allora adesso si potrà provvedere all'ultimissimo cambio, immagino. Vediamo se l'arbitro concede il cambio. Sì, manda il signor Fiorese della sezione di Bassano del Grappa a vedere se è tutto regolare. Secondo tempo, terzo cambio per l'Unione San Giorgio Sedico, esce col numero 2 Eric Vallata ed entra col numero 15 Abdullah Vogli. Allora Vogli in campo, lo abbiamo visto anche mercoledì nel turno di Coppa Italia, si era mosso anche benino. Eccolo che entra, esce Vallata invece un 2000. Il 5 con Bruno Gava. L'arbitro ha qualcosa da dire invece ai due della barriera di casa, va a contare i 9:15. E allora Nicoletti e Damuzzo sono fermi lì, Radrezza e Marcolin che terranno lì la palla perché non so cosa abbiano intenzione di fare, o andranno verso la bandierina del calcio d'angolo. Sì, eccolo qui, in 3 a triplicare, la palla viene portata via. Allora può ripartire ancora l'Eclisse, deve scandagliare in avanti adesso ma non riusciamo a passare. Fallo di mano, dice di Radrezza, che dice che di non averla toccata. La palla ancora di Francescon, per Francescon si butta in avanti anche Tibolla. Francescon la butta lunga per trovare Janko che gira di testa molto bene. Attenzione alla ripartenza di Radrezza, attenzione alla ripartenza adesso di Marcolin che non ha più tanta voglia di correre perché è un pochino più stanco, però attenzione. E allora ci pensa Damuzzo a guadagnarsi il fallo, questa volta si mette bene con il corpo davanti e guadagna il fallo. Tibolla butta in avanti, Tibolla scandaglia in avanti per cercare Janko che fa martellate e a sportellate con il suo diretto avversario. Palla in fallo laterale e ancora un attacco ed deve provarci fino all'ultimo la formazione di casa. Chiamano lo stop delle ostilità i sostenitori. Attenzione, esce Della Colletta che abbranca la palla, la fa sua, la tiene lì, poi la terrà per tutto il tempo necessario Della Colletta. Matteo Della Colletta, classe 2000, pronto al rinvio. 4 sono i minuti che devono essere recuperati. Termina la gara, finisce 2-1, identico risultato di mercoledì, solo che mercoledì era valevole per la Coppa, questa è valevole per il campionato. Terza giornata con l'Eclisse che rimane a 1 punto in classifica e la formazione del San Giorgio Sedico che sale a 7 punti in attesa di sapere Luparense e Porto Mansuet cosa hanno combinato e cosa hanno fatto in questa giornata. A tutti voi il mio più sentito ringraziamento per essere stati all'ascolto e ci risentiamo naturalmente alla domenica, sempre con il campionato di eccellenza, il bel campionato di eccellenza, il girone B che stiamo vivendo insieme a voi. Buona serata.